Lunedì 11 agosto alle 9 festeggiamo insieme nella chiesa del Centro di Pastorale Giovanile di San Massimo a Verona con una solenne Santa Messa Santa Chiara d'Assisi, patrona della televisione e delle comunicazioni. Partecipa anche tu con tutti noi. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Fratelli e sorelle carissimi, in questo anno giubilare, che provvidenzialmente coincide con il 150° anniversario dell'arrivo del quadro a Pompei il 13 novembre del 1875, vogliamo fissare lo sguardo su Cristo, unica nostra speranza, e su Maria, che con il suo fiat fu la prima collaboratrice della speranza di Dio incarnata, diventandone madre e discepola. A lei, Vergine orante, chiediamo di ottenerci la grazia di contemplare e irradiare con la preghiera del Rosario il mistero di Cristo Gesù. Come lei vogliamo accogliere e meditare la parola di Dio, affinché, contemplando i misteri del Rosario, impariamo a stupirci dinanzi alle meraviglie che opera il Signore. Guardando a lei, così attenta e premurosa a Cana di Galilea, vogliamo apprendere quell'amore che non resta insensibile alle necessità dell'umanità e che spinse il beato Bartolo Longo a vivere il Vangelo della carità con gli ultimi e i poveri del suo tempo. Alla Vergine del Santo Rosario di Pompei ci rivolgiamo ora pregando i misteri della luce. Primo mistero. Gesù è battezzato nel Giordano.
Dal Vangelo secondo Marco. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: Tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio
Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di contemplare Gesù battezzato nelle acque del Giordano, ascoltiamo la voce del Padre che lo proclama figlio prediletto e prendiamo viva coscienza del nostro battesimo che ci ha resi figli di Dio unendoci a Gesù nello Spirito Santo. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi. Secondo mistero, Gesù cambia l'acqua in vino alle nozze di Cana. Dal Vangelo secondo Giovanni. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non lasciare la tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di ascoltare sempre la voce di Gesù, perché Egli trasformi la nostra vita nella sua, come alle nozze di Cana cambiò l'acqua in vino mostrando la sua gloria. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, Prega per noi. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio e perdona i peccati. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Mostraci il tuo volto, Signore, in te speriamo. Donaci il tuo sguardo, Maria, con te crediamo, con te amiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di accogliere con prontezza l'annuncio del Vangelo, perché la nostra vita si converta pienamente a Gesù in un vero cammino di santità. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, Prega per noi. Quarto mistero. Gesù è trasfigurato sul monte Tabor. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Venne una nube e li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, ora era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di vivere con lo sguardo sempre rivolto a Cristo, per gustare già su questa terra la bellezza del suo volto, in attesa di poterlo contemplare per sempre nella gloria. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, Prega per noi. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Quinto mistero. Gesù dona il suo corpo e il suo sangue nell'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Luca. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. E dopo aver cenato fece lo stesso con il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi. Con te
nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di apprezzare sempre più il dono dell'Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana, nutrendoci del corpo e del sangue di Cristo per divenire con Lui una cosa sola. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, Prega per noi. Ave Maria,
Preghiamo secondo le intenzioni di Papa Leone. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve, adegramus, exules filii, ante suspiramus, delentes et flentes, in lacrima rubare. Eia album nostra, filos tuos, misericordias oculos, ad nos converte. Benedictum fructum ventris tui, nobis nostrum exilius Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, Prega per noi. Santa Madre di Dio, Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, Prega per noi. Madre di Cristo, Prega per noi. Madre della Chiesa, Prega per noi. Madre della Misericordia, Prega per noi. Madre della Divina Grazia, Prega per noi. Madre della Speranza, Prega per noi. Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Prega per noi. Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani,
Regina degli angeli, Regina dei patriarchi, Regina dei profeti, Regina degli apostoli, Regina dei martiri, Regina dei confessori della fede, Regina delle vergini, Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della famiglia, Regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna, concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. O Maria, al mattino della Pentecoste tu hai sostenuto con la preghiera l'inizio dell'evangelizzazione intrapresa dagli Apostoli sotto l'azione dello Spirito Santo. Con la tua costante protezione continua a guidare anche oggi, in questi tempi di apprensione e di speranza, i passi della Chiesa, che, docile al mandato del suo Signore, si spinge con la lieta notizia della salvezza verso i popoli e le nazioni di ogni angolo della terra. Orienta le nostre scelte di vita, confortaci
nell'ora della prova, affinché, fedeli a Dio e all'uomo, affrontiamo con umile audacia i sentieri dell'etere per recare alla mente ed al cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di Cristo, Redentore dell'uomo. O Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi. Amen. Cari amici in ascolto, il compito di un direttore è anche quello di ascoltare i telespettatori e così ogni lunedì e ogni venerdì alle ore 11 del mattino saremo in dialogo. Prima di tutto per ringraziarvi della vostra presenza, in secondo luogo per sentire i vostri desideri e in terzo luogo per correggerci reciprocamente e per cercare di rendere sempre più bella questa nostra telepace. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, chi sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. E aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre,
ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, Abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, Abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, Abbi pietà di noi e del mondo intero. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Unisciti a Telepace per vivere l'appuntamento giornaliero di preghiera in diretta dalla chiesa di San Zeno in Monte dell'Opera Don Calabria di Verona. Alle 18 la recita del Santo Rosario. A seguire, alle 18:30, la celebrazione della Santa Messa. Dal lunedì al venerdì in diretta su Telepace. Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana
tutte le vostre intenzioni. Quando verrà lo Spirito di verità, vi insegnerà ogni cosa, dice il Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Apriamo il nostro spirito al pentimento per essere meno indegni di partecipare a questa divina liturgia. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Lo Spirito Paraclito che procede da te, o Padre, illumini le nostre menti e secondo la promessa del tuo Figlio ci guidi a tutta la verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro dei Numeri. In quei giorni tutta la comunità degli Israeliti arrivò al deserto di Sin il primo del mese e il popolo si fermò a Cades, qui morì e fu sepolta Maria. Mancava l'acqua per la comunità. Ci fu un assembramento contro Mosè e contro Aronne. Il popolo ebbe una lite con Mosè dicendo: magari fossimo morti quando morirono i nostri fratelli davanti al Signore. Perché avete condotto l'assemblea del Signore in questo deserto per far morire noi e il nostro bestiame? E perché ci avete fatto uscire dall'Egitto per condurci in questo luogo inospitale? Non è un luogo dove si possa seminare, non ci sono fichi, non vigne, non melograni e non c'è acqua da bere. Allora Mosè e Aronne si allontanarono dall'assemblea per recarsi all'ingresso della tenda del convegno. Si prostrarono con la faccia a terra e la gloria del Signore apparve loro. Il Signore parlò a Mosè dicendo: prendi il bastone, tu e tuo fratello Aronne, convocate la comunità e parlate alla roccia sotto i loro occhi, ed essa darà la sua acqua. Tu farai uscire per loro l'acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al loro bestiame. Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore, come il Signore gli aveva ordinato. Mosè e Aronne radunarono l'assemblea davanti alla roccia e Mosè disse loro: ascoltate, o ribelli, vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia? Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il bastone 2 volte e ne uscì acqua in abbondanza. Ne bevvero la comunità e il bestiame. Ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne: poiché non avete creduto in me, in modo che manifestassi la mia santità agli occhi degli Israeliti, voi non introdurrete questa assemblea nella terra che io le do. Queste sono le acque di Meriba, dove gli Israeliti litigarono con il Signore e dove Egli si dimostrò santo in mezzo a loro. Parola di Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore.
Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Entrate, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Alleluia, alleluia, alleluia. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Parola del Signore. Ma Gesù, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Non pensi secondo Dio. Ed è proprio questo che oggi chiederemo al Signore: il pensiero di Dio. Pensare secondo Dio, pensare come Dio. Ci risponde San Paolo, pieno di Spirito Santo, che dice: ecco, noi abbiamo il pensiero di Cristo. Il pensiero di Cristo in noi, il dono della sapienza, uno dei doni dello Spirito Santo, il primo dei doni, che
e fondi su di noi proprio il modo in cui Dio pensa, il modo in cui Dio vede le cose, il modo in cui Dio le giudica. E il pensiero di Cristo noi lo facciamo sempre più crescere, si illumina sempre di più man mano che ci avviciniamo alla parola di Dio e meditiamo la parola. Tutta la Sacra Scrittura, tutta la parola di Dio è impregnata di Spirito Santo, è impregnata del pensiero di Dio. Il contatto continuo con la parola illumina la mente e ci dà questo dono grandissimo, unico, il pensiero di Dio. Oggi ci avviciniamo particolarmente alla prima lettura tratta dal Libro dei Numeri. Abbiamo ascoltato un momento in cui il popolo di Israele, dice qui l'autore sacro, litiga con Dio, un vero e proprio litigio. Gli israeliti litigarono con il Signore, dove Egli si dimostrò santo in mezzo a loro. C'è una grande antitesi. Dio si mostra ugualmente santo nonostante la ribellione del popolo di Israele, ma il popolo di Israele non resiste. Perché questo litigio? Perché camminando nel deserto, e il deserto rappresenta proprio il cammino del cristiano, che è un cammino di purificazione, è un cammino fatto di grandi esperienze di Dio, ma è anche fatto di prove, e proprio nelle prove il Signore manifesta le sue meraviglie. Proprio in questo cammino il popolo di Israele in questa pagina viene a trovarsi in un bisogno, la sete, manca l'acqua. E quindi chiaramente il popolo di Israele incomincia a ribellarsi contro Dio. Questa ribellione però la porta anche ad una rabbia e anche ad andare contro coloro che guidavano il popolo di Israele, cioè Mosè ed Aronne. Ci fu un assembramento contro Mosè ed Aronne, incominciarono a chiedersi gli israeliti: Dio è con noi, sì o no? Se il Signore ci sta facendo provare la sete, perché non è con noi? E allora la rabbia, la ribellione, il lamento. Ed è questo uno dei modi in cui spesso siamo portati ad affrontare molto umanamente tutte le prove che il Signore permette nella nostra vita. Cioè nei nostri deserti ci chiediamo: qual è il nostro comportamento di fronte ad una prova, ad un bisogno anche imminente che il Signore ci pone dinanzi per metterci alla prova? Abbiamo due possibilità. La prima è quella degli israeliti che si ribellano contro Dio. L'altra invece è quella di Mosè e Aronne, i quali, trovandosi nella sete ma anche in questa situazione difficile con il popolo che loro guidavano, che cosa fanno? Ricorrono alla preghiera, vanno alla tenda del convegno, quindi implorano la presenza di Dio e Dio prontamente risponde, subito. Dice a Mosè tutto quello che deve fare perché il popolo possa avere acqua. Vedete, due comportamenti completamente opposti in una stessa situazione. Uno è il comportamento del rifugiarsi in Dio, del confidare nel Signore che prontamente interviene. L'altro invece è la ribellione, la lite, potremmo dire, il litigio con Dio, che certamente non fa bene all'anima, non fa sì che l'uomo possa superare la prova e diventare ancora più forte nella fede. E vedete, proprio in questi bisogni, in queste prove, proprio in queste circostanze difficili, Dio ancora di più manifesta la sua grandezza, ancora di più manifesta il suo amore. Se il Signore ci fa passare attraverso un deserto e nel deserto abbiamo una sete, può essere una sete di qualsiasi tipo, una sete affettiva, la sete della salute oggi, la sete della serenità, la sete della pace, se il Signore ci permette che noi passiamo attraverso queste prove, non è perché ci vuole male, ma soltanto perché vuol mostrare ancora di più le sue meraviglie nella nostra vita. Allora oggi siamo chiamati ad affrontare tutti i bisogni che si presentano nei nostri deserti, rifugiandoci nel Signore, appoggiandoci unicamente a Lui, aiutando proprio tutti coloro che si trovano nel bisogno a pregare il Signore perché Lui possa mostrare ancora di più la sua misericordia. E il Signore, vedete, interviene, dice a Mosè: prendi il bastone rappresenta proprio la potenza della croce di Cristo, lo vedremo con il Signore Gesù. Battila su quella roccia, e ci dice Paolo, quella roccia era Cristo.
rappresentava già Cristo, era una prefigurazione di Gesù. Batterla significa percuotere, e questo ci ricorda Gesù che nella passione è percosso proprio dal dolore. 2 volte. Perché 2 volte? Il numero 2 ci ricorda l'umanità e la divinità di Gesù Cristo, quindi le 2 nature in un'unica persona, perché tutte e 2 le nature di Gesù vengono coinvolte nella passione, e da questa roccia battuta dalla passione di Cristo viene fuori l'acqua viva che ci disseta e soddisfa ogni bisogno del cuore dell'uomo, e ci ricorda l'acqua che scaturisce dal costato di Cristo quando viene ferito dall'arancia. Proprio quell'acqua che disseta il cuore dell'uomo. Allora oggi vogliamo accostarci al Signore con fiducia e chiedere il dono della sapienza, del discernimento. In qualunque momento si presenti nella nostra vita un bisogno, ricorrere a Lui con fiducia senza mai stancarci o scoraggiarci. Amen. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia il segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Lavami, Signore, da ogni colpa e da ogni mio peccato. Rendimi. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, Signore, il sacrificio spirituale offerto con amore sul tuo altare e donaci uno spirito saldo perché la nostra fede renda questi doni a te graditi e la nostra umiltà li presenti alla tua benevolenza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito gli assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, di cielo e terra sostiene la tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente,
alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Fabio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, ricordati di noi presso il Padre tuo e ammettici a pregare con le tue stesse parole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, quella potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Con il tuo spirito.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degni di partecipare alla promessa, ma di soltanto una parola e di sarò salvato. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te. Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai nutriti con il pane del cielo, infondi nell'intimo del nostro cuore la dolcezza del tuo Spirito, perché l'Eucaristia che ora abbiamo ricevuto con fede sia per noi pegno della gloria eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Accendiamo ora la lampada, segno della nostra preghiera che arderà davanti all'immagine della Vergine. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa, con il tuo sì, hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù e ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Al sorger della luce, ascolta, Padre Santo, la preghiera degli uomini. Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira. Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male. Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode. A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
Pastore di Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso. Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo? Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi. Rialzaci, Dio degli eserciti, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi. Hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli. Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e ha riempito la terra. La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri. Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli. Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia? La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico. Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato. Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese. Ecco Dio è la mia salvezza, io confiderò, non avrò mai timore. Perché mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. In quel giorno direte, lodate il Signore, invocate il suo nome. Manifestate tra i popoli le sue meraviglie, proclamate che il suo nome è sublime. Cantate inni al Signore perché ha fatto opere grandi, ciò sia noto in tutta la terra. Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grandi cose ha compiuto il
Signore, sappiano i popoli le sue imprese. Esultate in Dio, nostra forza. Esultate in Dio, nostra forza, acclamate al Dio di Giacobbe, intonate il canto e suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa. Suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa. Questa è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe. Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe, quando usciva dal paese d'Egitto. Un linguaggio mai inteso io sento, ho rivelato dal peso la sua spalla, le sue mani hanno deposto la cesta. Hai gridato a me nell'angoscia ed io ti ho liberato, avvolto nella nube ti ho dato risposta, ti ho messo alla prova alle acque di Meriba. Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire. Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te un altro Dio, e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io il Signore tuo Dio, che ti ho fatto salire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca, la voglio riempire. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha obbedito, l'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia mano. I nemici del Signore li sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Li nutrirei con fiore di frumento, li sazierei con miele dalla roccia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Esultate in Dio, nostra forza. Il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Chi serve il Cristo in queste cose è bene accetto a Dio e stimato dagli uomini. Diamoci dunque alle opere della pace e alla edificazione vicendevole. Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore. Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore. Tu sei il mio aiuto. Mi ricordo di te, Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
Dà al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, Di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dà al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati. Con la libertà dei figli invochiamo Dio Padre, che ci ama e ascolta le nostre preghiere. Illumina i nostri occhi, Signore. Ti ringraziamo di averci illuminati con lo Spirito che procede da te e dal Figlio tuo. Fa che ci saziamo della sua luce per tutta la lunghezza di questa giornata. Illumina i nostri occhi, Signore. La tua sapienza ci prenda per mano, perché camminiamo nella via della vita. Illumina i nostri occhi, Signore. Insegnaci ad affrontare coraggiosamente ogni avversità, per servirti sempre con animo generoso. Illumina i nostri occhi, Signore. Sii tu l'ispiratore dei nostri pensieri e delle nostre azioni, perché collaboriamo docilmente con la tua provvidenza. Illumina i nostri occhi, Signore. E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Dio, vera luce e sorgente della luce, ascolta la nostra preghiera del mattino e fa che, meditando con perseveranza la tua legge, viviamo sempre illuminati dallo splendore della tua verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 7 agosto. Beato Vincenzo dell'Aquila. Divenuto francescano, si è distinto per la sua umiltà e il Signore gli ha fatto dono dello spirito di profezia. San Miguel de la Mora, un sacerdote in Messico, martire durante la persecuzione del 1927. Beato Nicola Postgate a York, in Inghilterra, sacerdote, martire sotto Carlo II, sempre perché fedele alla Chiesa Cattolica. Sant'Afra, convertita da una vita di peccato, viene bruciata sul rogo, ancora prima di essere battezzata, ancora catecumena. Beato Edmund Bojanowski, in Polonia. Si è dedicato a fare catechismo ai poveri e ai contadini e ha fondato le Ancelle dell'Immacolata Concezione. San Gaetano Tiene di Vicenza, dedito alla preghiera e al servizio ai poveri. Poi insieme con Gian Pietro Carafa, che poi è diventato Papa Paolo IV, insieme con lui ha fondato i chierici teatini. È stato chiamato il Santo della Provvidenza perché si affidava sempre alla provvidenza del Padre, che non delude mai. È morto nel 1547. San Sisto II, con alcuni compagni diaconi, era il Papa di San Lorenzo, martire anche lui nel 258. La gloria del Signore apparve loro. Stiamo leggendo nella prima lettura della Messa ancora dal libro dei Numeri. Manca l'acqua al popolo che cammina nel deserto. E allora cosa fa il popolo? Invece che mettersi a pregare, invece che aver fiducia in Dio, nonostante i grandi prodigi cui avevo già assistito, dai quali era stato beneficato, si mette a mormorare, a lamentarsi, non solo, anche ad adirarsi, a manifestar rabbia contro Mosè. E Mosè si lamenta anche lui con Dio. E Dio cosa dice a Mosè? Parlate a quella roccia. E Mosè si avvicina alla roccia insieme con Aronne. E invece che parlare semplicemente la percuote ben 2 volte col bastone. Ed ecco l'acqua è abbondante. Arriva l'acqua, un altro prodigio grandissimo. Ce n'è per gli uomini e per il bestiame. Ma adesso è Dio che si lamenta e dice: non avete avuto fiducia in me. Pazienza il popolo, ma anche tu, Mosè, e tu, Aronne, non avete avuto fiducia in me. Invece che parlare alla roccia l'avete percossa. Quindi il dono c'è. Ve lo do il dono, ve l'ho dato, ecco l'acqua per tutti. Però arriverà anche il castigo, non entrerete nella terra promessa, né Aronne né tu. Per entrare è necessaria la fede, la fiducia in Dio, una fiducia senza tentennamenti. E vediamo nel brano del Vangelo Pietro, anche lui non ha fiducia in Gesù. Vuole insegnargli. Gesù ha predetto la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione. E Pietro? No, non ti succederà così, cosa dici mai?
vuole insegnare a Gesù, tanto che Gesù deve spingerlo indietro e dirgli: tu non sei mio discepolo, sei discepolo di Satana. Anche con anche con Pietro, Gesù non ritira le sue promesse che gli ha fatto, però il rimprovero arriva anche per lui e arriverà anche per noi quando non avremo fiducia. Il Signore non ci toglie i compiti che ci ha dato, ma qualche rimprovero ce lo può, anzi ce lo deve dare, altrimenti come facciamo a correggerci? Ti benedico perché tu accolga le correzioni del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo. Buongiorno e ben trovati con i giornali in edicola, l'appuntamento quotidiano con la nostra rassegna stampa. Oggi sulle prime pagine delle maggiori testate nazionali troviamo il resoconto di quello che è avvenuto nella serata di ieri, perché in un'intervista rilasciata a un telegiornale Giorgia Meloni a tutto campo ha risposto a quelle che sono le notizie legate all'attualità, in primis il caso Al-Masri. Lo sapete, il generale libico arrestato a gennaio perché ricercato dall'Interpol in quanto accusato di violenti crimini nei confronti delle persone migranti rinchiuse nelle carceri libiche, quelle che vengono praticamente intercettate verso l'Europa. E sapete che insomma c'è stata la richiesta al Tribunale dei Ministri del rinvio a giudizio di due componenti del governo, ovvero il ministro della Giustizia Nordio e quello dell'Interno Piantedosi, più del sottosegretario Alfredo Mantovano. Archiviata invece la posizione della Premier. Ieri in questa intervista è tornata su questa vicenda affermando che la decisione della magistratura è legata alla riforma che il suo governo ha varato e che renderà più semplice e più veloce la giustizia italiana. Il riferimento è alla separazione delle carriere contro cui i magistrati si sono scagliati fin da quando era una bozza e quando fu appunto presentata dal ministro Nordio. Un'intervista in cui ha attaccato a viso aperto la magistratura dicendo che è inspiegabile l'archiviazione della sua posizione, soprattutto perché è lei la responsabile del governo, ma sul caso man mano che vengono fuori i dettagli si vede che c'è stato un gran pasticcio da parte del governo che sostengono le opposizioni, dovrebbe riferire in Parlamento perché ha mentito al Paese. Quindi questo è diciamo uno dei titoli presenti sulle prime pagine, assieme a quello che è un altro annuncio fatto ieri dal governo dopo il via libera del CIPES, il Comitato Interministeriale di Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile, che ha dato il via libera al ponte sullo Stretto di Messina. I cantieri, ha annunciato il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, partiranno tra settembre e l'inizio di ottobre prossimo e poi la struttura sarà pronta tra il 2032 ed il 2033. 13,5 miliardi di euro di investimento, ci sarà addirittura una metropolitana e il tempo di percorrenza per andare dalla Sicilia alla Calabria e viceversa sarà di appena un quarto d'ora, ha detto il Ministro, una promessa mantenuta. Forza Italia l'ha dedicata all'ex cavaliere Silvio Berlusconi, un'opera strategica complessa, l'ha definita la Premier Giorgia appunto Meloni. Ovviamente ci sono state le reazioni dei no ponte, ovvero le associazioni che vedono la contrarietà a questa infrastruttura che ha un forte impatto ambientale, basso invece secondo il governo, ma anche delle comunità locali come la sindaca di Villa San Giovanni, che ha detto così si uccide un'intera comunità. Queste sono le notizie che troviamo che riguardano la cronaca interna. Per la politica internazionale i temi purtroppo sono sempre quelli e sono legati ai due fronti di guerra
guerra, perché oggi pomeriggio alle 5 italiane il premier israeliano Bibi Netanyahu riunirà il suo gabinetto di guerra, convinto che all'unanimità approverà il piano di occupazione di Gaza, un piano contro cui si sono espressi i generali dell'esercito israeliano, che temono non soltanto per la vita dei militari ma anche per quella dei rapiti del 7 di ottobre 2023. Gli ostaggi, alcuni di loro sono in vita, ma l'occupazione totale mette a repentaglio le loro vite, e le loro famiglie si sono espresse in maniera negativa nei confronti di questo piano, che dovrebbe invece partire quanto prima. In realtà da occupare c'è ben poco, oramai la striscia è un accumulo di macerie e nella striscia si continua a morire. Un assalto ad un camion di aiuti in 20 sono morti proprio ieri. L'altro fronte di guerra registra una novità, perché ieri l'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff ha incontrato Vladimir Putin. Tra loro c'è stato un colloquio di quasi 3 ore che la Casa Bianca ha definito produttivo. Non è chiaro che cosa abbiano detto i due e quali saranno effettivamente le conseguenze di questo lungo incontro. Non si parla ancora di tregua, sappiamo soltanto che il presidente Trump entro domani ha mantenuto in vigore l'ultimatum alla Russia per eventuali sanzioni se non dovesse accettare il cessate il fuoco, e sempre Trump ha sentito Zelensky e anche alcuni componenti del G7 della NATO, esclusione di Italia e Francia. Che cosa accadrà lo scopriremo nelle prossime ore, anche perché Trump ha un'altra guerra oramai innescato, quella dei dazi. Domani entreranno in vigore quelli che riguardano diversi paesi, tra cui quelli dell'Unione Europea con i dazi al 15%, ma ieri ha sanzionato, aumentando al 50% i dazi, l'India perché acquista petrolio dalla Russia e anche il Brasile perché ai domiciliari è finito l'ex presidente Bolsonaro, che è grande amico di Trump. Per la cronaca invece bisogna andare in provincia di Pordenone con uno schianto in un incidente stradale che ha visto la morte di 3 persone. 2 erano 19enni ed erano promettenti calciatori. E poi bisogna andare in Sicilia perché si è tolto la vita in carcere il ragazzo di 22 anni che lo scorso 31 marzo ha ucciso Sara Campanella, la ragazza che lo aveva rifiutato. Queste sono le notizie che troviamo sulle prime pagine, che cominciamo a guardare insieme, partendo come sempre dal Corriere della Sera, che apre sui magistrati e l'affondo di Meloni. L'attacco sulle decisioni delle toghe in materia di migranti sono un disegno politico, e c'è ovviamente la replica dell'ANM dicendo che appunto non è assolutamente così. Il riferimento è anche ai centri in Albania, che i magistrati hanno rimandato indietro alcuni dei migranti che erano stati portati al di là dell'Adriatico. La Premier poi su Almastri dice una reazione alla riforma, e c'è tra le tante reazioni anche quella del leader del Movimento 5 Stelle. Il governo mente, e ovviamente è riferito a quanto accaduto sul caso Almastri. Infatti c'è un approfondimento firmato da Giovanni Bianconi. Gli 007 dissero i suoi libici utili agli sbarchi, quindi è un retroscena di quello che poi ha portato alla liberazione del generale libico, ma anche e soprattutto alla luce proprio della di quanto ha riferito anche il responsabile dei servizi segreti italiani, secondo cui sarebbero stati in pericolo anche 500 italiani che sono in Libia se la carcerazione fosse continuata. Di taglio alto ancora la politica internazionale con il fronte di guerra russo-ucraino. Mosca buon vertice, e ora Trump prepara un incontro con lo zar. Secondo Zelensky i russi sarebbero più propensi ad una tregua, ma bisogna vedere effettivamente se sarà così. E poi Israele, pronto l'ordine per occupare Gaza, ma il paese si divide, lo abbiamo visto tra non soltanto i familiari dei rapiti, ma anche gran parte degli eserciti. E si registra anche una polemica e una manifestazione da parte dei riservisti che non vogliono, hanno detto nel corso delle manifestazioni che hanno fatto ieri anche a Tel Aviv, partecipare al massacro
perché è pericoloso anche per le loro stesse vite. La fotonotizia scelta dal giornale di Via Solferino riguarda Hiroshima. 80 anni fa la bomba nucleare, guerra inevitabile, un'idea pericolosa, e anche su questo, sulla riflessione sull'atomica e sul presente, era già intervenuto il Presidente della Repubblica Mattarella, che appunto condannava non soltanto le guerre in corso ma anche l'uso di armi nucleari. E poi ieri Papa Leone XIV a margine dell'udienza generale del mercoledì. Sempre di taglio centrale ma di spalla il sì al ponte sullo Stretto. Salvini, lavori a settembre e i pedaggi sotto i 10 euro. Le opposizioni dicono è un azzardo folle e il progetto ha ricevuto il sì dal comitato interministeriale, il CIPES, e Salvini invece parla di anche 120.000 posti di lavoro. Di taglio basso invece la cronaca, con l'omicidio appunto di Sara e il suo assassino che si suicida in carcere. Non era più sorvegliato e secondo il suo difensore è colpa dello Stato quanto accaduto. Il ragazzo infatti, dopo essere stato in isolamento da un paio di settimane, era tornato in una cella condivisa. E poi abbiamo altre due piccole fotonotizie che riguardano Yannick Sinner, che si prepara a Cincinnati al nuovo torneo, e a Wimbledon dice mi sono sorpreso di quanto è successo. E poi invece a Busto Arsizio, questa giocatrice che giocherà con il velo ed è la prima in Serie A. Guardiamo invece insieme Repubblica, che apre su Meloni contro i giudici. La Premier sul caso Almastri: dopo la riforma c'è un disegno politico della magistratura, e il Tribunale dei Ministri invece spiega in che modo il governo ha violato le leggi per affari e traffico di migranti. Quindi l'apertura è dedicata alla politica interna, con le polemiche da parte del governo. E la richiesta di autorizzazione a procedere viene definita surreale. A centropagina la stretta di mano tra Vladimir Putin e Steve Witkoff, con Trump che dice presto un incontro con lui e con Zelensky, in queste 3 ore di colloquio in cui è stato affrontato il tema ucraino. Di spalle invece il ponte sullo Stretto, c'è il via libera. Il PD invece accusa Salvini, si tratta di uno spreco colossale, era meglio investire in sanità quei 13,5 miliardi di euro che serviranno per il ponte sullo Stretto. A piedi pagina la cronaca con il suicidio del 22enne che nello scorso marzo ha ucciso Sara Campanella, senza sorveglianza, suicida in cella l'assassino. E poi una notizia che arriva ed è commentata da Roberto Burioni, lo stop da parte del segretario americano alla salute Robert Kennedy, che ha annullato centinaia di milioni di finanziamenti per lo sviluppo dei vaccini RNA che secondo lui sono non efficaci. La Stampa apre sul ponte sullo Stretto, costerà 13,5 miliardi, sarà pronto nel 2033 e i pedaggi sotto i 10 euro. Secondo il Codacons è l'infrastruttura più cara al mondo e per l'opposizione uno spreco colossale. L'amministratore delegato invece che si occupa appunto dello Stretto, Ciucci, dice temo i ricorsi e incentivi a chi lascia la casa. In questo caso si parla degli espropri che devono essere eseguiti proprio per dare la possibilità di realizzare l'infrastruttura. E a centropagina invece Trump e Putin, il contatto. Il presidente degli Stati Uniti dice vertice la prossima settimana, ma minaccia sanzioni all'India perché fa affari con Mosca. Quindi anche qui titolo con fotonotizia relativa a Trump. Di spalla invece, nella parte che è solitamente dedicata agli editoriali, abbiamo l'inchiesta sul caso Al-Masri, le bugie e le omissioni. Meloni dice dai giudici un disegno politico che vogliono attaccare il governo. Le bugie e le omissioni sono quelle che sono state o sarebbero state portate avanti dal governo per coprire i reali motivi del rilascio immediato del generale torturatore libico. A piedi pagina invece l'intervista ad un soldato dell'esercito
statunitense per 25 anni, ha fatto parte del corpo d'élite dei Beretti Verdi, ha combattuto anche in Siria e Afghanistan ed è diventato anche un contractor operando nella zona di Gaza, e dice: lì ho visto sparare sui civili, ed è il suo atto d'accusa del primo militare che denuncia l'uccisione di Ghazaoui durante la distribuzione di viveri. Guardiamo invece Avvenire come apre su questo reportage al valico di Kerem Shalom, aiuti prima bloccati dagli estremisti ebrei e poi assaltati nella striscia. In Cisgiordania palestinesi divisi tra l'ANP, appunto l'autorità nazionale palestinese, e Hamas, che comunque viene favorita al 56% nei sondaggi. A centropagina invece la riforma del Tribunale per le famiglie, mancano fondi e volontà e la riforma è congelata. Il governo posticipa, scrive il Giornale dei Vescovi, la costituzione del nuovo Tribunale Unico della Famiglia, magistrati e avvocati soddisfatti, così si salvano i giudici onorari e le sezioni sui minori. In prima però anche lo stretto, quindi il ponte sullo stretto, cantieri aperti da settembre ma già fioccano i ricorsi. E poi il no alla deterrenza atomica da Papa Leone XIV a Sergio Mattarella. Il Messaggero apre sul piano Schillaci per il pronto soccorso. Il ministro dice basta Coop, cooperative e gettonisti in finanziare i fondi per le nuove assunzioni. In arrivo 100 milioni di euro per aumenti ai medici che lavorano nel sistema di emergenza urgenza e sgravi fiscali sugli straordinari. Il taglio alto invece è dedicato all'Ucraina. Trump pronto a incontrare subito Putin, Witkoff a Mosca, e si valuta una tregua aerea con Kiev. E i titoletti di taglio alto riguardano Giorgia Meloni e la sua intervista rilasciata ieri sera in un TG, accuse surreali, avanti con la riforma della giustizia e l'ennesimo attacco alla magistratura. E poi la zona speciale per il centro Italia, le agevolazioni nella legge di bilancio e si accelera sulle misure per Umbria e Marche. A centropagina invece si impicca in carcere l'assassino di Sara e non era sorvegliato, e poi i bagnini di Rimini in sciopero perché chiedono la pausa pranzo. Andiamo invece a vedere insieme il Sole 24 Ore, che apre con il ponte sullo stretto, al via il progetto da 13,5 miliardi e Salvini dice no alle mafie. Il presidente di Confindustria la definisce un'opportunità per la competitività del Sud. La fotonotizia è dedicata al broadcaster tedesco Prosienbezat, che apre al socio italiano e l'offerta di Media for Europe viene definita adeguata. Il taglio alto è dedicato alla guerra in Medio Oriente. Netanyahu tira dritto, occuperemo Gaza ma Israele si spacca. E poi la disperazione a Gaza City, affamati e assetati senza nulla 600.000 persone. Di spalla invece Meloni, che attacca la magistratura, c'è un disegno politico contro il governo e quindi il riferimento è al caso Almastri e ovviamente alla riforma della separazione delle carriere. Il Resto del Carlino, caso Almastri, Meloni tira dritto, cambieremo la giustizia, sulla riforma procediamo spediti, certe conseguenze erano in conto, abbiamo agito nell'interesse del paese, è quello che dice sul caso Almastri. E poi gli atti, il ruolo del gabinetto Giusy Bertoluzzi, che appunto avrebbe gestito le comunicazioni nelle ore più concitate dopo l'arresto. E poi la fotonotizia è dedicata all'atleta egiziana che gioca in A1 in campo con il velo. Indossa l'hijab che copre i capelli e nel suo paese spopola, solo su Instagram ha 53.000 follower, e quindi questa è la fotonotizia scelta dal Resto del Carlino, che però non dimentica il ponte sullo stretto. C'è il via libera ai cantieri entro fine anno, scrive il Giornale di Bologna, e poi Trump che accelera, vuole incontrare Putin e Zelensky la prossima settimana. E il
ponte sullo Stretto e l'apertura anche dell'edicola, cantieri aperti a settembre dopo decenni di false partenze, ricorsi e polemiche. Il piano per collegare Calabria e Sicilia può passare alla fase di realizzazione con l'obiettivo dei primi lavori già in autunno e il taglio del nastro tra 7 e 8 anni. La foto la vedete, è il progetto che si dovrebbe realizzare ed è la foto del ponte che dovrebbe correre appunto sul mare tra la Sicilia e la Calabria. Di taglio laterale il caso Al Masri con gli avvocati contro l'archiviazione per Meloni, perché lo sapete la sua posizione dal Tribunale dei Ministri è stata stralciata, al contrario di quella di Nordio e di Piantedosi, oltre che di Mantovano, il sottosegretario con delega ai servizi, e la Premier proprio nel giorno in cui ha ricevuto il provvedimento che comunicava la sua archiviazione in un lungo post aveva appunto detto che non era corretto perché comunque il capo del governo è lei e ne risponde con i suoi ministri. Poi Witkoff e Putin, colloqui costruttivi, quelli avvenuti ieri al Cremlino sull'Ucraina, lo abbiamo già visto con il possibile incontro delle prossime settimane tra Putin e Zelensky e poi Trump. Di taglio basso invece si toglie la vita in carcere l'omicida di Sara Campanella. Stefano Argentino aveva ucciso la ragazza perché lo aveva rifiutato. Andiamo a vedere invece a nord con la politica, con i giornali locali, andiamo a vedere la provincia di Como. Non si vive di solo turismo, barche, 170.000 euro di multa, parla l'ex assessore comunale all'urbanistica Lorenzo Spallino. I residenti sono in difficoltà, mentre per il sociologo Mauro Magatti poche le ricadute economiche, non si può pensare che una città viva soltanto di turismo. Quindi un'apertura che appunto riguarda la cronaca locale. E di taglio alto invece lo sport, gioco, spettacolo e gol, e appunto il calcio con il Como che appunto ha giocato in Spagna con il Betis, finalista in Conference League. E poi il commento di Pino, il coach da record, orgoglioso del Cantù. Quindi il taglio alto è dedicato allo sport. Andiamo a sud con la Gazzetta del Mezzogiorno che parla dei consumi che sono più bassi al sud. La cinghia stretta affoggia i consumi più bassi d'Italia, le spese vitali al 42% dei redditi, e Stellantis licenzia l'indotto di Melfi, quindi ancora problemi con il lavoro. I focus riguardano Taranto, arriva il no e quindi è in bilico perché c'è il 12 la firma a Roma e quindi salta il Consiglio Comunale previsto l'11. E poi il ponte sullo Stretto, c'è l'ok del CIPES, i cantieri da settembre e ovviamente le proteste contro Salvini. Andiamo a guardare insieme il Mattino di Napoli che apre con l'Ucraina e gli spiragli di tregua, l'inviato degli Stati Uniti a Mosca verso lo stop ai raid aerei e Trump è pronto a incontrare subito Putin. Il taglio alto invece è dedicato alle aree interne, la sfida della rinascita, il caso di Castelmezzano, il paese presepe delle Dolomiti lucane che ha registrato un boom turistico con appena 700 abitanti. La fotonotizia è dedicata al calcio e alla moglie della compagna di Lobotka che è stata stregata da Napoli. Di taglio laterale invece il caso Al Masri, Meloni, accuse surreali, avanti con la riforma della giustizia, e nella memoria consegnata al Tribunale dei Ministri si parla di una scarcerazione per motivi di sicurezza legati all'Italia ma anche agli italiani che si trovano in Libia, e quindi si parla di interesse di Stato. E poi c'è un focus sulle regionali perché la Campania è una di quelle regioni che andrà al voto. De Luca Junior verso il vertice regionale, l'intesa PD spiana la strada al Movimento 5 Stelle e al suo candidato Roberto Fico.
Il ponte in 7 anni è la notizia che apre la prima pagina dell'altra voce. Tra Calabria e Sicilia un impianto antisismico di 3,3 km, via Libera del Cipes, al progetto da settembre. I cantieri, il PD un azzardo, mentre per Meloni e Salvini si tratta di una struttura fondamentale per lo sviluppo del paese. A centropagina il caso Almastri, i punti che non tornano nelle carte del Tribunale dei Ministri, le contraddizioni dei vertici di ministeri e apparati. Meloni attacca, me lo aspettavo, è il prezzo della riforma della giustizia. E invece la fotonotizia è dedicata all'incontro tra Witkoff e Putin. I progressi si dicono ma non si vedono, e sintetizza l'ennesima nulla di fatto in maniera concreta tra i due. E poi la guerra commerciale. Dazi, stanotte suona il gong di Trump per l'Europa. Lo sapete, la scorsa settimana Trump ha annunciato al 15% i dazi per i prodotti europei. E come sempre aver visto insieme la prima pagina dell'altra voce ci dice che l'appuntamento con i giornali in edicola termina qui. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro buona giornata e vi lascio in compagnia dei programmi della Rete. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Preghiamo perché le società in cui la convivenza sembra più difficile non cedano alla tentazione dello scontro su basi etniche, politiche, religiose o ideologiche. Perché l'amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio, si dimostri più forte delle debolezze e delle crisi che insidiano la famiglia cristiana. Perché la Madre di Dio, assunta in cielo, protegga le nuove generazioni dalla tristezza e dal disimpegno. Terra tutta dà lode a Dio, canta il tuo Signore, servite Dio nell'allegrezza.
grandezza. Cantate tutti, grande il Signore. Terra tutta dà lode a Dio, canta il tuo Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. In questa messa ricorderemo Giuseppina e per celebrare degnamente questa Eucaristia riconosciamo le nostre mancanze e accogliamo con gratitudine il perdono del Signore. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nella unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dei Numeri. In quei giorni tutta la comunità degli Israeliti arrivò al deserto di Sin il primo mese e il popolo si fermò a Cades. Qui morì e fu sepolta Maria. Mancava l'acqua per la comunità. Ci fu un assembramento contro Mosè e contro Aronne. Il popolo ebbe una lite con Mosè, dicendo: magari fossimo morti quando morirono i nostri fratelli davanti al Signore. Perché avete condotto l'assemblea del Signore in questo deserto per far morire noi e il nostro bestiame? E perché ci avete fatto uscire dall'Egitto per condurci in questo luogo inospitale? Non è un luogo dove si possa seminare, non ci sono fichi, non vigne, non melograni e non c'è acqua da bere. Allora Mosè e Aronne si allontanarono dall'assemblea per recarsi all'ingresso della tenda del convegno. Si prostrarono con la faccia a terra e la gloria del Signore apparve loro. Il Signore parlò a Mosè dicendo: prendi il bastone, tu e tuo fratello Aronne, convocate la comunità e parlate alla roccia sotto i loro occhi. Ad essa darà la sua acqua. Tu farai uscire per loro l'acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al loro bestiame. Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore, come il Signore gli aveva ordinato. Mosè e Aronne radunarono l'assemblea davanti alla roccia e Mosè disse loro: ascoltate, o ribelli, vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia? Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il bastone 2 volte e ne uscì acqua in abbondanza. Ne bevvero la comunità e il bestiame. Ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne: poiché non avete creduto in me, in modo che manifestassi la mia santità agli occhi degli Israeliti, voi non introdurrete questa assemblea nella terra che io le do. Queste sono le acque di Meriba, dove gli Israeliti litigarono con il Signore,
e dove egli si dimostrò santo in mezzo a loro. Parola di Dio. Grazie a Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Entrate, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri. Mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Alleluia, alleluia, alleluia. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Parola del Signore. Ma voi, chi dite che io sia? Ecco, questa domanda oggi Gesù la rivolge a ciascuno di noi.
Ma tu, chi dici che io sia? Chi sono io per te? Che posto occupo nella tua vita? E le risposte che Gesù attende, che Gesù desidera, non sono quelle che ripetono formule catechistiche, ma sono le risposte che narrano un'esperienza di vita. Chi sono io per te? Che posto occupo nella tua vita di ogni giorno? Essere cristiani significa certamente credere che Gesù è il Figlio del Padre che è nei cieli, ci mancherebbe altro. Essere cristiani significa crescere nell'amore e nella conoscenza del Signore Gesù, nella sua compagnia, nella sua amicizia. Essere cristiani significa con Gesù e come Gesù mettere la propria vita a servizio degli altri, che è l'unico modo che abbiamo per salvarla dal non senso, dall'inconsistenza, dal vuoto, ed essere così felici nel tempo e nell'eternità. Amen. Fratelli e sorelle, invochiamo il Padre che è nei cieli perché conceda a ciascuno di noi di camminare nelle sue vie. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Purifica, Signore, il cuore dei battezzati, perché la loro testimonianza di vita irradi luce in quanti ti cercano e sostenga il loro desiderio anche nei momenti di prova e di contraddizione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dona lungimiranza a coloro che hanno responsabilità di guida, perché promuovano il bene di ogni persona, sostenendo tutto ciò che la bellezza della vita sa suscitare. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ricordati, Signore, dei popoli che anche ai nostri giorni soffrono la sete e patiscono la fame. Le nazioni che possono farlo vengano in soccorso di quanti sono privi dei mezzi essenziali di sussistenza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Accogli, o Padre, le nostre invocazioni e dona luce al nostro cammino. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nessi, nessi. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio della alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti.
Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte. E hai donato il tuo Spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giampio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nella unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. La potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Ci hai mandato, Signore, un pane del cielo, un pane che porta in sé ogni dolcezza e soddisfa ogni desiderio. O fonte viva, chi ha sete beva, fratello buono, che rinfranchi il passo, nessuno è solo, se tu lo sorreggi, grande Signore. Tu pane vivo, chi ha fame venga, se tu lo accogli, entrerà nel regno. Sei tu la luce per l'eterna festa, grande Signore.
Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Mira al tuo popolo, bella Signora, che pien di giubilo oggi ti onora, che pien di giubilo oggi ti onora. Anch'io festevole corro ai tuoi piedi, o Santa Vergine, prega per me. O Santa Vergine, prega per me. Buona giornata. Lunedì 11 agosto alle 9 festeggiamo insieme nella chiesa del Centro di Pastorale Giovanile di San Massimo a Verona con una solenne Santa Messa Santa Chiara d'Assisi, patrona della televisione e delle comunicazioni. Partecipa anche tu con tutti noi. Oggi Simone, il discepolo prescelto da Gesù rispetto ai 12, ha due nomi, sia Pietro che Satana. Da una parte è colui che riconosce Gesù come il figlio di Dio e quindi il Signore Gesù stesso gli darà questo nuovo nome, Pietro, la roccia, colui sulla quale si fonderà la pietra per edificare la Chiesa. E poi però nello stesso tempo gli viene dato un altro nome, perché poco più avanti, quando Pietro si opporrà alle indicazioni di Gesù sulla sua morte e croce e risurrezione, sarà detto: va dietro a me Satana. Ma quindi chi è Simone? Pietro o Satana? Quando ci viene dato un mandato come quello di Pietro è importantissimo cercare di perseverarlo, perché non cambia dall'oggi al domani tutto. Non basta che qualcuno ti dia un mandato e tu possa portarlo avanti sicuramente con la tua integrità, con la tua condotta. No, le tentazioni ci sono e ci saranno sempre. Anche il primo Papa viene tentato subito dopo. E quindi questa è una cosa importantissima per noi, cercare di perseverare nella chiamata che ci è stata donata,
perché anche se Pietro può diventare Satana, può comunque ritornare Pietro. E allora è questa proprio l'indicazione, cercare di mantenere con la perseveranza, con la preghiera, con tutto ciò che ci aiuta, un esercizio per portare avanti la missione che ci è stata affidata, a partire dal nostro nome vero. Lunedì 11 agosto alle 9 festeggiamo insieme nella chiesa del Centro di Pastorale Giovanile di San Massimo a Verona con una solenne Santa Messa Santa Chiara d'Assisi, patrona della televisione e delle comunicazioni. Partecipa anche tu con tutti noi. Oggi, 7 agosto, la Chiesa ricorda San Gaetano Tiene, sacerdote. Nacque a Vicenza dalla nobile famiglia dei Tiene nel 1480 e fu battezzato con il nome di Gaetano in ricordo di un suo celebre zio, il quale si chiamava così perché era nato a Gaeta. Protonotario apostolico di Giulio II, lasciò sotto Leone X la corte pontificia, maturando, specie nell'oratorio del Divino Amore, l'esperienza congiunta di preghiera e di servizio ai poveri e agli esclusi. Nel settembre 1516, a 36 anni, accettò di essere ordinato sacerdote, ma solo a Natale di quell'anno volle celebrare la prima messa nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Ritornato nel Veneto nel 1520, fondò la Giudecca in Venezia, l'ospedale degli incurabili. È restauratore della vita sacerdotale e religiosa, ispirata al discorso della montagna e al modello della Chiesa apostolica. Devoto del presepe e della passione del Signore, fondò con Giovanni Pietro Carafa, vescovo di Chieti, poi Paolo IV, i chierici regolari teatini. L'ispirazione che egli sentiva impellente era di formare e donare alla Chiesa sacerdoti che vivessero la primitiva norma della vita apostolica. Perciò non ebbe fretta a stendere una regola, perché questa doveva essere il Santo Vangelo, letto e meditato ogni mese, per potersi specchiare in esso. Le costituzioni dell'ordine furono infatti emanate solo nel 1604. I suoi chierici non devono possedere niente e non possono neanche chiedere l'elemosina. Devono accontentarsi di ciò che i fedeli spontaneamente offrono e di quanto la provvidenza manda ai suoi figli. E infatti, per la sua illimitata fiducia in Dio, è venerato come il santo della provvidenza. La sua attività multiforme si esplicherà a Napoli fino alla morte. Fondò ospizi per anziani, potenziò l'ospedale degli incurabili, fondò i Monti di Pietà, da cui nel 1539 sorse il Banco di Napoli, il più grande istituto bancario del Mezzogiorno. Suscitò nel popolo la frequenza assidua dei sacramenti, stette loro vicino durante le carestie e le ricorrenti epidemie come il colera, che flagellarono la città in quel periodo. E quando le autorità civili vollero instaurare nel viceregno di Napoli il tribunale dell'Inquisizione, il popolo napoletano si ribellò.
La repressione spagnola fu violenta e ben 250 napoletani vennero uccisi per difendere un principio di libertà. Gaetano, in quel momento triste, fece di tutto per evitare il massacro e quando si accorse che la sua voce non era ascoltata, offrì a Dio la sua vita in cambio della pace. Morì a Napoli il 7 agosto 1547, a 66 anni, consumato dagli stenti e preoccupazioni, e 2 mesi dopo la pace ritornò nella città partenopea, che non lo ha mai dimenticato. Lunedì 11 agosto alle 9 festeggiamo insieme nella chiesa del Centro di Pastorale Giovanile di San Massimo a Verona con una solenne Santa Messa Santa Chiara d'Assisi, patrona della televisione e delle comunicazioni. Partecipa anche tu con tutti noi. Siamo a Loreto. Siamo qui per raccontarvi una storia. La storia di un viaggio, di una devozione, di una città che nasce dopo l'arrivo qui, su questo colle, di una casa, la Santa Casa di Maria di Nazareth. Ci facciamo accompagnare dalle parole che Dante Alighieri ha dedicato alla Vergine Maria nel 33° canto del Paradiso. Venite con me. Dante Alighieri. Chissà quante volte questo nome è riecheggiato tra i banchi di scuola, nelle aule, nelle librerie, nei ricordi di famiglia. E pensare che il 33° canto del Paradiso della Divina Commedia è scritto proprio lì, nella maestosità della cupola della Basilica di Loreto, dipinta da Cesare Maccari all'inizio del Novecento. È lì che guarda dall'alto una casa, la casa di Maria. Qui sei a noi meridiana pace di carità
Ma è sempre stata qui la casa di Maria? No, certo che no. Sappiamo che Maria è vissuta a Nazareth con Gesù e con Giuseppe, ma allora come sono arrivate queste 3 pareti qui, su questo colle che guarda l'Adriatico? La devota tradizione racconta che nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, per intervento angelico, le 3 pareti della casa di Maria arrivarono qui, sul colle loretano. Alla devota tradizione si unisce anche il racconto storico, che narra come nel 1291 i crociati furono espulsi dalla Terra Santa per opera dei musulmani e che alcuni di loro salvarono dalla distruzione la casa della Madonna, trasportandola prima nell'antica Illiria, in una località di cui il santuario di Tersatto fa memoria, e successivamente, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre del 1294, nell'antico comune di Recanati, prima presso il porto, poi su di un colle in una pubblica via dove tuttora è custodita. Sia secondo l'autorevole tradizione, sia secondo gli studi archeologici e filologici, si può certamente ammettere che ci fu l'assistenza del cielo, l'intervento angelico, in questo straordinario trasporto. Potete immaginare che cosa significasse all'epoca un evento del genere? Accadde che tutto il popolo, a partire dalle persone più semplici, iniziò a recarsi in questo luogo, in pellegrinaggio, qui, riconoscendone la forza di queste pietre, la forza di questo luogo, la forza della Santa Casa di Maria. La devozione ha assunto nel tempo forme diverse, dall'accensione di una candela all'affidare in un'urna con fiducia la propria preghiera, al percorrere il perimetro del rivestimento marmoreo della Santa Casa. Quanti lo hanno fatto, lasciando i solchi delle loro ginocchia, tanto che la Santa Casa ne porta ancora oggi i segni. Questa storia ci porta indietro di oltre 700 anni, quando non c'erano cinema, macchine fotografiche a documentare eventi ed accadimenti. Ma allora come raccontare attraverso le immagini questa storia? Saliamo al piano nobile del Palazzo Apostolico ed entriamo al Museo Pontificio. Sono molte le opere che raccontano di questo viaggio speciale della Santa Casa, secondo la sensibilità degli autori che nel tempo hanno voluto raccontarla. Una ricerca e una devozione che attraversano i secoli, fino anche a Venezia, dove Giambattista Tiepolo nel 1744 la dipinse sul soffitto della chiesa degli Scalzi. Fu distrutta da un bombardamento, ma qui ne conserviamo una sua riproduzione. Tale ne era la bellezza. La casa di Maria è la casa dei giovani, la casa in cui Maria ha detto il suo sì a Dio. Ogni giovane è chiamato a fare delle scelte nella propria vita, a scegliere per il proprio futuro, a dire il suo sì. Maria si è fidata di Dio. Papa Francesco, nella sua visita alla Santa Casa, ha ricordato come questa casa sia la casa di tutti voi, giovani. E non solo lo ha detto, ma vi ha fatto anche un dono, un regalo speciale a ciascuno di voi. Scopriamolo insieme. In questa teca è conservata l'esortazione apostolica ai giovani, Christus Vivit. Papa Francesco l'ha firmata in Santa Casa il 25 marzo 2019 e l'ha donata a tutti i giovani del mondo.
Cristo vive e vi vuole vivi. Uscendo dal Museo Pontificio Santa Casa ci ritroviamo qui, nell'alto del Palazzo Apostolico, questo grande edificio progettato da Donato Bramante e terminato da Luigi Vanvitelli, colui che ha costruito anche il campanile, dalla cui altezza è possibile vedere il mare Adriatico e nei giorni più limpidi fino alle coste della Croazia. Ritorniamo nella Basilica, in questo scrigno di bellezza che racconta tutta la fede cattolica. Entriamo per la Porta Santa del Giubileo Lauretano. Un anno di grazia che Papa Francesco ha concesso in occasione del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto, patrona universale di tutti gli aeronauti. Questo è un luogo dove ogni identità nazionale si riconosce. Ognuna di queste cappelle è dedicata ad una nazione. Quella che vedete alle mie spalle è la cappella spagnola, in onore di San Giuseppe. Attraversando da destra a sinistra si possono incontrare le cappelle legate ai diversi paesi. C'è ad esempio la cappella francese, dove è esposto il Santissimo Sacramento. La si riconosce per la raffigurazione di San Luigi IX, re di Francia, mentre riceve l'Eucarestia nella Santa Casa. Nel lato sinistro si scorge invece la cappella americana, dedicata alla Madonna di Loreto, patrona degli aeronauti, dove si scorgono le figure di John Kennedy, presidente degli Stati Uniti d'America, degli astronauti, Gagarin, primo astronauta della storia, Armstrong, il primo che mise piede sulla Luna, e McDavid, che portò l'immagine della Vergine Lauretana intorno alla Luna. La cappella tedesca spicca per la ricchezza dei suoi dipinti e della sua vetrata centrale. È il luogo dove ogni giorno si riuniscono i frati cappuccini per la preghiera. Nel lato destro si scorge la cappella polacca, dove viene raffigurato il miracolo della Vistola. Si racconta che la vittoria del generale polacco Pilsudski contro i russi sia attribuita proprio all'intervento miracoloso della Madonna. Nella vetrata è raffigurato il fatto storico del bombardamento della Basilica e del suo incendio, spento dai soldati polacchi di stanza a Loreto durante la Seconda Guerra Mondiale. Molti di essi, caduti per la liberazione dell'Italia, sono sepolti all'ombra della Basilica, al cimitero polacco. Vicino alla cappella americana troviamo un dipinto di San Cristoforo, San Rocco e San Sebastiano, tre santi che si riconoscono grazie a dei tratti di riconoscimento. San Cristoforo, patrono dei pellegrini, è rappresentato con un bastone. San Sebastiano, trafitto da frecce perché così ha subito il martirio. San Rocco con i bubboni della peste, perché invocato particolarmente nei periodi di pestilenza. Questo quadro è stato dipinto da un uomo illustre,
che per qualche strana intuizione personale ha deciso di consacrarsi e lasciare tutto al santuario, tutti i suoi averi. Stiamo parlando di Lorenzo Lotto, contemporaneo di Tiziano Vecellio, nato a Venezia e arrivato qui, a Loreto, oblato della Santa Casa. Tutte le sue opere sono ora conservate al Museo Pontificio. Il santuario della Santa Casa è la casa dei giovani. Papa Francesco nella Christus Vivit ha scritto: la Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre intuizioni, della vostra fede. Ne abbiamo bisogno. E quando voi arriverete dove noi ancora non siamo giunti, abbiate la pazienza di aspettarci. Abbiamo fatto un viaggio nell'arte, nella storia, nella devozione. Vi aspettiamo alla Santa Casa di Loreto. Qui gli angeli innalzarono il santo albergo, che già Maria col Santo Figlio accolse, e il portar sovra i nembi e sovra l'acque, miracol grande, a cui sollevo ed ergo la mente, ch'altro obietto a terra volse, mentre da suoi pensieri oppressa giacque. Questo è quel monte, con orar ti piacque, delle tue sante mura, vergine, casta e pura. Anzi il tuo parto, e poscia, e quand'ei nacque. Lunedì 11 agosto alle 9 festeggiamo insieme nella chiesa del Centro di Pastorale Giovanile di San Massimo a Verona con una solenne Santa Messa Santa Chiara d'Assisi, patrona della televisione e delle comunicazioni. Partecipa anche tu con tutti noi.
Lunedì 11 agosto alle 9 festeggiamo insieme nella chiesa del Centro di Pastorale Giovanile di San Massimo a Verona con una solenne Santa Messa Santa Chiara d'Assisi, patrona della televisione e delle comunicazioni. Partecipa anche tu con tutti noi. La mostra Matisse, Picasso, Modigliani Miró a Palazzo Zabarella di Padova rappresenta un'occasione speciale per avvicinarsi a 132 opere di 47 artisti conservate al Museo di Grenoble. La mostra è organizzata dal Museo di Grenoble e dalla Fondazione Bano in collaborazione con il Comune di Padova, assessorato alla cultura e curata da Guy Tosatto. Ci accompagna nelle sale alla scoperta di questi capolavori Jessica Ferin, storica dell'arte e vicepresidente della Fondazione Bano, fondazione che prosegue nel suo progetto di collaborazione internazionale con i musei di tutto il mondo. La mostra Matisse, Picasso, Modigliani Miró presenta una selezione di oltre 130 opere, di cui ben 47 sono state realizzate da Matisse e molti altri artisti come Picasso, Chagall, Signac, Bonnard, Modigliani e Miró, ed è l'esito di un'importante collaborazione con uno dei musei più prestigiosi di Francia, il Musée de Grenoble, che ha la seconda collezione d'arte moderna dopo il Centre Pompidou. La mostra permette di capire, di conoscere, di entrare in contatto con le sperimentazioni dei movimenti e dei grandi protagonisti che hanno profondamente rinnovato la figurazione della realtà nella prima metà del Novecento. Partiremo dalle avanguardie di fine secolo, le post-impressioniste, attraverso poi la scomposizione della figura tipica del cubismo, dalle provocazioni del dadaismo fino all'interesse per l'inconscio del surrealismo, passando attraverso la figurazione e il ritorno dell'ordine fino all'astrazione del secondo dopoguerra. 130 opere divise in 5 sezioni, una selezione voluta dal curatore della mostra, dottor Guy Tosatto, ex direttore del museo, che ci permette oltremodo di entrare in contatto con i nuovi linguaggi, le nuove forme artistiche che sono state sperimentate in questo arco cronologico nel laboratorio della modernità che era a Parigi. Possiamo quindi vedere dei meravigliosi acquerelli, disegni su matita, china, collage, tutte delle sperimentazioni che i grandi protagonisti come Matisse, come Signac, come Picasso hanno realizzato in quest'arco temporale. È un'occasione più unica che rara in quanto proprio per la loro fragilità questi disegni, queste opere grafiche non potranno poi essere esposti per molti anni, almeno una trentina d'anni. Entriamo ora nelle sale della mostra, vi accompagno a vedere questi meravigliosi gioielli.
Sul finire dell'Ottocento si sono sviluppati i movimenti post-impressionisti che hanno dato grande importanza al colore come mezzo espressivo della realtà. Ci troviamo di fronte a uno straordinario acquerello di Paul Signac, firmato e datato nel 1910. Significa